Va ora in onda Arcipelago Sicilia, fogli d'album di un quarantennio d'autonomia, un programma curato e diretto da Biagio Scrimizzi, testi di Salvatore Parlagreco. Prima parte. L'alba del 10 luglio 1943. Le truppe alleate sbarcano a Gela e Siracusa. Inizia l'occupazione della Sicilia. In codice, Operazione Husky. Sulla piana di Gela, da Monte Castelluccio, partono alcuni blindati della divisione Livorno e raggiungono la città. Verranno annientati al loro arrivo. In 38 giorni l'operazione Husky si conclude. Per gli americani è stata un'avanzata quasi priva di sorprese. I soldati americani entrano nelle case e parlano uno strano siciliano americanizzato. Offrono cioccolata, sigarette e carne in scatola. Questo tratto di spiaggia, la notte dal 9 al 10 luglio 1943 avvennero i primi sbarchi degli americani e precisamente i Ranger del colonnello Bardi. Ma il curioso è che gli sbarcanti parlavano nettamente il siciliano, alcuni addirittura il gelese, e mentre il terrore si spargeva tra la popolazione raggruppata a centinaia nei pianterreni, avvennero fatti curiosi ed anche divertenti come quello dell'americano il quale sorprende un milite mentre armato usciva dalla sua abitazione per recarsi al comando e lo ferma. Paesà, un vai? Va corcate e ringrazio Pace Eterno, noi siamo americani. E l'altro in cui un gelese addirittura va alla ricerca dei nonni. Si avvicina alla porta mentre lì dentro le donne pregavano con rosario in mano e gli uomini guardavano attenti, bussa alla porta e si presenta. Nonni, dove siete? E il nonno che per prima l'abbraccia, ma subito lo redarguisce e gli dice: ma tu, Santa Misa, pezzo di traditore, che vorresti a fare? No,
lascia stare il tradimento. Noi non siamo venuti per tradire la nostra patria, ma per liberarla dai tedeschi e dai fascisti. Gli storici diranno che una parte importante nel periodo dello sbarco alleato l'ha avuta la mafia. A metà tra storia e leggenda il ruolo di Lucky Luciano, pericoloso gangster italo-americano. Il suo foulard con una grande L giunge a Don Calò Vizzini, capomafia di Villalba, da un aereo militare. La Sicilia è posta sotto l'autorità del governo militare. Il generale inglese Harold Rupert Alexander, governatore dell'isola, potrà avvalersi del personale amministrativo siciliano. Il 6 dicembre 1943, nella villa di Mondello di Lucio Tasca, la prima riunione ufficiale di separatisti. Vi partecipa Don Calò Vizzini, in rappresentanza degli indipendentisti di Caltanissetta. Il separatismo conquista molte coscienze e trascina cause buone e cattive. Intellettuali, democratici, agrari, operai, libertari e mafiosi. Andrea Finocchiaro Aprile, leader del separatismo, annuncia a Palermo il 10 luglio 1943: l'unità d'Italia, e non per colpa nostra, è spezzata. Nell'ottobre del 1943, per iniziativa di Enrico La Loggia e Giovanni Guarino Amella, si costituisce il Fronte Unico Siciliano Unitario. Vi confluiscono azionisti, radicali, comunisti, socialisti e democratici cristiani. Nei primi giorni di novembre il Fronte invia al maresciallo Badoglio una dichiarazione antiseparatista. Propone la possibilità riparatrice di uno Stato unitario e richiede una commissione civile per la Sicilia. Ma il separatismo ebbe in effetti una funzionalità storica o quantomeno politica? Ebbe certamente una funzionalità politica ed anche una funzionalità storica. Funzionalità e validità politica. Fu il primo raggruppamento politico che pose la pregiudiziale repubblicana, in un momento in cui l'andamento della guerra negli anni 1943, con le aperture della monarchia verso il premier britannico che allora era Winston Churchill, che era un convinto sostenitore della monarchia, sembrava, è vero, che la monarchia, nonostante fosse stata coinvolta col fascismo, potesse avere una qualche chance di poter rimanere. Ma lasciamo stare l'aspetto politico, veniamo all'aspetto storico. L'aspetto storico è estremamente importante. All'inizio il separatismo, nella fase di rottura, come è noto, proclamò la necessità di una repubblica indipendente siciliana, la quale potesse usufruire del protettorato inglese o possibilmente anche del protettorato americano. Addirittura si parlò di 49esima stella degli Stati Uniti. Ma col passare del tempo, mano a mano che la situazione veniva chiarendosi e sistemandosi, il separatismo, soprattutto per quelle che erano le menti più illuminate del separatismo stesso, per esempio Attilio Castrogiovanni, passarono su di una posizione federalista, che era poi la federazione, la posizione del risorgimento italiano, della parte democratica del risorgimento italiano. Ora, il federalismo diventò di nuovo qualcosa di non criminalizzato come era avvenuto durante il periodo monarchico, proprio perché il separatismo propose una struttura dell'intero Stato italiano di carattere federalistico che oggi è estremamente attuale. A Roma, in Consiglio dei Ministri, il ministro Sforza sostiene che basta inviare nell'isola abili propagandisti e conferenzieri per sconfiggere il separatismo in 20 giorni. È il 20 ottobre 1944.
In decine di comuni siciliani si organizzano grandi manifestazioni di protesta contro la chiamata alle armi dei giovani siciliani in appoggio agli alleati. Alcuni municipi vengono saccheggiati, nelle piazze si bruciano le cartoline precetto. Effettivamente, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, nel luglio del 1943, ci fu, in riferimento alla chiamata alle armi, che a seguito della dichiarazione di collaborazionismo fatta dal governo Badoglio era stata avviata una reazione dei giovani siciliani. Una reazione che esplose in parecchie città dell'isola, dando luogo anche ad invasioni di municipi, ad invasioni di edifici rappresentativi dello Stato. Comunque queste manifestazioni non sfociarono in arresti e in processi e sono descritte, almeno alcune, in un volume importante pubblicato dal Mursia, un volume che si intitola, se non ricordo male, Gli anni della rabbia in Sicilia, autore del quale è Sandro Attanasio. Mi risulta però che ci sono degli studi in corso di carattere storico per individuare altri fatti che allora ci furono. Io devo dire che personalmente, essendo stato fondatore di un movimento che considerava gli alleati non già liberatori ma occupanti dell'isola, diedi manforte a questi movimenti attraverso un'azione di propaganda. E tutto questo portò me e altri ad essere processati dall'Alta Corte Militare alleata. E fu il primo processo che venne compiuto nell'Europa occupata dall'Alta Corte Militare alleata. Processo che si svolse a Palermo presso la Sala delle Lapidi, che durò circa 10 giorni e che si concluse con la proposta di 2 condanne a morte, tra cui la condanna a morte del sottoscritto. Però la condanna, anche se venne comunicata come eseguita, in pratica non venne comminata ed io fui condannato per esempio a 10 anni di carcere e ne scontai 3 e addirittura trascorsi i primi mesi nella cella della morte perché allora uno degli capi di questo movimento era stato condannato a morte, il professore Bramante. Nella primavera del 1945 il movimento per l'indipendenza siciliana ha un suo esercito. Disordini e violenze si registrano a Scicli, Avola, Vittoria e Naro. Manca il cibo e i granai degli agrari sono colmi. Il 19 ottobre 1944 un reparto della divisione Sabauda spara contro la folla che protesta davanti alla prefettura di Palermo. I capi del movimento separatista vengono arrestati il 3 ottobre. Saranno rimessi in libertà 5 mesi dopo e verranno accolti da una folla esultante all'aeroporto di Bocca di Falco a Palermo. In maggio del 1945 una commissione è incaricata di preparare un piano organico di riforma che disciplini l'autonomia regionale. Il 15 maggio 1946 viene approvato lo Statuto speciale della Regione Siciliana. Nasce lo Stato regionale. Il 20 aprile 1947 viene eletta l'Assemblea regionale siciliana. La prima seduta si svolge di domenica, il 25 maggio 1947. I separatisti eletti sono appena l'8% dell'elettorato siciliano. Con l'autonomia l'indipendentismo è finito. Il primo governo regionale è un monocolore democristiano presieduto dall'onorevole Giuseppe Alessi. Certo, non è che nel popolo e noi stessi vi era l'ambizione di risolvere in un primo governo i problemi che avevano una gravezza di un secolo di storia. Il primo governo si trovò dinanzi ad un solo problema: difendere lo Statuto siciliano, che era già legge costituzionale.
del 15 maggio 1946, e noi ottenemmo che finalmente si costituisse l'Assemblea regionale con lo scopo principale di difenderla a fronte della Costituente, che aveva il compito di coordinare lo Statuto siciliano, già legge costituzionale dello Stato, con la Costituzione repubblicana che sarebbe venuta. Quest'opera di coordinamento esigeva una unità, e io promossi l'unità, ma non si poté effettuare perché il baratro tra la destra monarchica e la sinistra comunista, tra la destra liberale e la sinistra socialista era tale che dovetti affrontare un problema grave, quello di costituire un governo di minoranza, monocolore, democratico-cristiano, che però in sé riassumeva tutte le istanze dell'Assemblea, e perciò lo dichiarai governo aperto, col compito esclusivo, ossia perlomeno primario, di ottenere il coordinamento del nostro statuto con la Costituzione dello Stato, senza che i suoi articoli, i poteri che lo statuto concedeva al Parlamento siciliano potessero essere minati. E questa fu l'opera principale. Ma non parliamo di amministrazione, perché devo ricordarle che noi siamo andati ad assumere un potere senza avere una sola lira, un solo impiegato, un solo foglio di carta. Era tutto da fare. Ebbene che sì, nelle dichiarazioni di governo ho delineato i primi essenziali bisogni, che era l'acqua, la strada, l'albero, la energia elettrica, che ormai era deficitaria, non avevamo sufficiente alla richiesta. Potrei ricordare che abbiamo fatto la prima legge sociale, e cioè la trasformazione del rapporto tra mezzadro e proprietario della terra, fu la prima legge sociale, o la legge che ci portò allo scoprimento del petrolio, e la legge sulla nominatività dei titoli. Cenno queste tre leggi che costituirono una svolta vera e propria, vero? E quindi accesero grandissime speranze. Ecco, questi sono i momenti principali. Poi nella via ordinaria della psicologia, vorrei dire, l'entusiasmo era travolgente, la fede nel successo dell'autonomia generale, l'aspettativa forse andava al di là dei confini inconseguibili anche dalla più ardita amministrazione, ma i risultati ci furono. Lo statuto speciale della regione siciliana precede anche la Costituzione italiana. Esso è stato approvato sotto la monarchia dopo essere stato promosso ed elaborato da una consulta regionale composta da rappresentanti delle forze politiche, economiche, culturali, sociali. Quale fu il significato giuridico e politico di questa consulta? Significato giuridico: fu un organo costituente, in quanto che proprio dalle discussioni della quinta consulta regionale siciliana venne fuori il testo dello Statuto regionale siciliano, che è stato approvato poi dal Parlamento, dall'Assemblea Costituente, tale e quale nel testo elaborato dalla consulta. Testo il quale riprendeva quella istanza di carattere federativo che è stata più volte sottolineata, in quanto che i poteri dello Statuto regionale siciliano sono tali che travalicano lo Stato autonomistico regionale e hanno aspetti di carattere federalistico. Lo Statuto regionale siciliano aveva una sua alta corte per la Sicilia, la quale era costituita paritticamente da membri dell'Assemblea regionale siciliana e da membri del Parlamento nazionale italiano, il che significava mettere sullo stesso piano Stato e Regioni. Questa era quindi una visione federalistica, una visione moderna della struttura che l'Italia avrebbe potuto avere, e quindi aveva un profondo significato politico oltre che giuridico, in quanto che metteva la Sicilia in condizione di poter risolvere da se stessa quelli che erano i suoi storici problemi e quelle che erano le sue storiche carenze. Di conseguenza, in questo senso, noi possiamo dire che dal punto di vista politico lo Statuto siciliano sia profondamente attuale, e speriamo che esso possa essere un messaggio alla classe politica italiana, la quale si accinge appunto a rivedere la struttura dell'intero Stato italiano.
Ottenuta l'autonomia, resta la retratezza economica, resta la mafia, resta il latifondo. Scrive Carlo Levi. Se non tocchi il feudo, se conservi la miseria, se lo Stato non diventa lo Stato dei contadini, il bandito sarà sempre là su quelle montagne e anche nelle città e nei palazzi di Palermo, e la mafia sarà sempre là e bisognerà fare i conti con lei, destinata naturalmente ad essere vincitrice, e i ministri di Roma dovranno venire a patti con i suoi rappresentanti, grandi e piccoli. È il primo grande mistero della giovane democrazia italiana. Gaspare Pisciotta, cugino e luogotenente di Salvatore Giuliano, morirà avvelenato in carcere. Aveva indicato come responsabili morali dell'eccidio alcuni esponenti dell'apparato statale. All'inizio del suo lavoro legislativo, nel 1947, l'Assemblea regionale deve fare i conti con le condizioni di arretratezza dell'economia siciliana. La proprietà di metà della superficie agraria è divisa fra 5.000 famiglie di latifondisti. I possedimenti terrieri degli agrari superano i 50 ettari. I più grandi raggiungono 5.000 ettari, coltivazioni estensive o terreni incolti. La Ducea dei Nelson, in territorio di Bronte, è una proprietà immensa di circa 7.000 ettari, in cui vivono 3.500 contadini in regime feudale. Abitano case murate a secco, talvolta costruite con sterco di buoi o argilla. Racconta Carlo Levi. Il pavimento di queste case non esiste perché c'è la pietra lavica del suolo che provvede. I tetti fino a 5 anni fa erano coperti di paglia e ora vi hanno posto su 4 tegole. Così in inverno si muore di freddo e in estate si muore dal caldo. In mezzo a quei muri a secco si annidano i più grandi insetti velenosi e si verifica che qualche volta qualcuno muore gonfio come un tamburo, qualche altro ricorre all'ospedale. Nel settembre del 1950, interminabili colonne di contadini provenienti da Bronte, Maletto, Randazzo e Tortorici occupano le terre della Ducea. 3 mesi dopo, l'Assemblea approva una legge di riforma che fissa a 200 ettari l'estensione massima di un possedimento agrario. Oltre 100.000 ettari di terreno vengono espropriati. Gli agrari ne vendono altri 200.000 per loro scelta. Ma i terreni assegnati dalla riforma sono difficili da coltivare. I contadini devono migliorarli per renderli redditizi e non hanno denaro. E poi non c'è acqua, non c'è luce né strade. Il movimento contadino ha espulso dalle campagne la mafia e ha ottenuto la prima riforma agraria del paese. C'è chi inneggia alla vittoria, c'è chi rimane deluso dei risultati. Le lupare non finiscono di sparare. Cacciate dalle campagne si trasferiscono nelle città e là cominciano a dettar legge. Il 30 marzo 1962 l'Assemblea regionale chiede al Parlamento nazionale l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso. Il moltiplicarsi di atti criminosi diretti contro persone o beni, sostiene il documento dell'Assemblea, rende sempre più palese e incontestabile in determinate zone della Sicilia la presenza di potenti organizzazioni delinquenziali mafiose che esercitano diretta e deleteria influenza sulla vita economica e sociale dell'isola. La commissione parlamentare verrà istituita il 20 dicembre 1962 per volontà dei siciliani. Certamente la Commissione antimafia nacque per volontà dei siciliani, desiderosi di liberarsi dal condizionamento della presenza mafiosa, non solo per i danni che essa ha realizzato nella convivenza civile e nell'economia della nostra isola, ma anche perché ha consentito che la Sicilia venisse marchiata, a volte anche ingiustamente, con un giudizio di irrecuperabilità. L'azione svolta allora dalla Commissione antimafia fu quella di una presa di coscienza della presenza del fenomeno mafioso in Sicilia,
e certamente costituì la premessa di un processo che è andato avanti in questi anni e che ha visto maturare una coscienza sempre più forte dei siciliani contro la criminalità mafiosa. Allora si trattava di una mafia complessivamente presente soprattutto in Sicilia e di natura agricola. Nel tempo anche il fenomeno mafioso è cambiato, è mutato, ed oggi ci troviamo in presenza di una realtà criminale internazionale, di grande dimensione, di grande potenza, di grandi disponibilità economiche. È anche cambiata la posizione delle istituzioni, della società civile siciliana, che oggi vede per certi versi prevalente la esigenza di un rafforzamento democratico della Sicilia, della sua società, delle sue strutture amministrative, per realizzare, accanto all'azione repressiva che deve essere portata avanti, una grande resistenza di rigetto nei confronti della presenza criminale. Riteniamo però che oggi una valutazione e una analisi attenta all'evoluzione del fenomeno mafioso non può non tener conto che la sua presenza è notevolmente mutata. Non vale più la pena cercarla solo in Sicilia, sarebbe riduttivo e farebbe gli interessi della mafia, che ha attinto livelli internazionali di natura soprattutto finanziaria ed economica che devono essere aggrediti da una strategia di natura nazionale ed internazionale. Nella prima metà degli anni 50 la Sicilia non ha ancora un tessuto industriale. Ci sono i cantieri navali di Palermo, l'ente siciliano di elettricità e le miniere di zolfo ormai in crisi. È diffusa la credenza che il sottosuolo siciliano sia ricco di petrolio, ma nessuna azienda siciliana è in grado di effettuare delle ricerche. Una legge regionale favorisce l'arrivo di gruppi petroliferi nazionali e internazionali. I tecnici della Gulf Oil Company americana iniziano le trivellazioni nella zona di Ragusa. Il 27 ottobre 1953, a 2000 metri di profondità, la trivella raggiunge lo strato petrolifero. Scorga in superficie 1 metro cubo di miscela di petrolio, gas e fango. 36 ore dopo, l'assessore regionale per l'industria, Annibale Bianco, comunica all'Assemblea: «È superfluo che io vi dica la mia viva gioia per l'avvenimento e per aver avuto la fortuna di poterlo annunziare per primo all'Assemblea. Euforia, illusioni, speranze. Il petrolio evoca sogni di ricchezza. Sembra l'inizio di una grande avventura». L'industria del Nord vuole che le concessioni di ricerca petrolifera siano assegnate ai privati. Per qualche tempo l'Ente Nazionale Idrocarburi deve attendere. Sul finire del 1953, la clamorosa rottura fra la Confindustria e la Sicindustria. La Confindustria è contraria all'intervento pubblico, la Sicindustria è interessata ad operare all'interno della programmazione nazionale. Il 14 gennaio 1956 il piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della regione siciliana favorisce l'iniziativa privata e permette alle grandi aziende pubbliche di operare nell'isola. Si aprono le porte per l'ENI. L'Ente Nazionale Idrocarburi inizia le ricerche in Sicilia, scopre il petrolio a Gela e il gas naturale a Gagliano Castelferrato in provincia di Enna. Nel giugno del 1960 l'industria di Stato costruisce a Gela uno dei maggiori complessi petrolchimici del Mediterraneo. L'IRI ottiene il controllo della Montecatini e della Edison,
acquisisce i giacimenti siciliani di sali di potassio e di zolfo, gli stabilimenti della Sincat di Priolo e dell'Acragas di Porto Empedocle. Allo scontro fra industria privata del nord e partecipazioni statali non restano estranei né i partiti né le istituzioni siciliane. La secessione degli industriali siciliani fa da detonatore allo scontento isolano per un'autonomia rimasta sulla carta. Il centralismo statale e delle segreterie nazionali dei partiti non lascia spazio a iniziative regionali. Il 2 agosto del 1958 l'Assemblea regionale vota la sfiducia sul bilancio al governo presieduto dal democristiano Giuseppe La Loggia. Uno dei componenti della giunta dà le dimissioni, il democristiano Silvio Milazzo, e viene sospeso dal suo partito. In ottobre il presidente La Loggia è costretto alle dimissioni. Amintore Fanfani, il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, designa alla successione Barbaro Lo Giudice. L'Assemblea regionale, a sorpresa, elegge Silvio Milazzo con 54 voti su 89. Nasce il governo di unità siciliana, costituito da comunisti, socialisti, democristiani, dissidenti, monarchici e missini. Silvio Milazzo denuncia la subordinazione economica della Sicilia alle grandi aziende private del nord. Il suo governo sembra scegliere una forte connotazione autonomistica che gli assicura immediatamente il favore popolare. In poco meno di 16 mesi il governo di unità siciliana si sfalda. Troppe diversità politiche e ideologiche, troppi interessi contrastanti, troppa spregiudicatezza. L'avventura si conclude il 16 febbraio 1960 con le dimissioni di Silvio Milazzo in seguito ad uno scandalo messo in luce dai suoi avversari politici. A Milazzo succede Benedetto Majorana della Nichiara. Majorana è capo di un governo di centrodestra. Una reazione, si afferma, ai cosiddetti esperimenti marxistici del milazzismo. Si parla di un laboratorio politico siciliano come luogo privilegiato alla sperimentazione di inedite alleanze, fra democristiani e socialisti per esempio. A Roma il governo Tambroni apre la maggioranza al Movimento Sociale Italiano. Nelle piazze è quasi guerriglia. Nel marzo del 1961 il Movimento Sociale Italiano ritira i suoi 2 assessori dalla giunta presieduta da Majorana della Nichiara. La crisi porterà il 7 settembre al primo governo di centro-sinistra, grazie al patto di ferro fra il socialista Salvatore Lauricella e il democristiano Giuseppe D'Angelo. Non è facile poter descrivere e qualificare tutte le resistenze, le opposizioni, il grave stato di tensione che caratterizzò la stagione politica precedente la formazione del governo di centro-sinistra nella regione siciliana. Devo dire che i protagonisti d'allora, io personalmente, l'onorevole D'Angelo, l'onorevole Gullotti, l'onorevole Bino Napoli e l'onorevole Barbaro Lo Giudice, che in gran parte avevamo una serie di rapporti, dove fummo costretti ad alternare prese di posizione ufficiali, ma anche accorgimenti di carattere clandestino. Basti ricordare che l'ultimo incontro conclusivo che definì anche il programma, il documento politico-programmatico del nuovo governo di centrosinistra fu perfezionato in un bar della periferia, al centro tra i mercati generali e Luciardone. Ci convocammo là per evitare ufficialità, per evitare curiosità, e quindi riuscimmo a mettere su un documento che finì con l'essere l'elemento di riferimento della nuova stagione politica. Io credo che debba ricordare quali erano le resistenze di carattere deciso da parte di forze economiche che si erano insediate
in modo predominante, in modo egemonico nell'isola per via del governo per la politica centrista. E riuscimmo a determinare un patto di alleanza, un patto politico programmatico tra il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana, fondandolo su alcuni capisaldi. Innanzitutto una lotta di liberazione dalla violenza mafiosa, la esigenza di contemperare e riequilibrare i rapporti tra impresa pubblica e impresa privata, e quindi accorgimenti che consentissero l'avvio di un programma di sviluppo e di occupazione. Riuscimmo anche a determinare alcuni elementi di carattere istituzionale, cioè nel senso che volevamo portare a maggiore compiutezza il ruolo, la funzione dell'autonomia regionale, e per vincere anche lo stato di isolamento in cui eravamo caduti col milazzismo, che fu un'interpretazione, vorrei dire, sicilianista, molto angusta degli interessi della regione, e che aveva finito col determinare l'elemento di scompenso rispetto ai rapporti di carattere nazionale. Noi portammo avanti questo programma anche vincendo resistente della Chiesa, e proprio nell'agosto, approfittando dell'assenza del cardinale Ruffini dalla Sicilia per le sue vacanze in Spagna, riuscimmo a completare e a definire l'accordo politico di centrosinistra. Successivamente ci fu l'insorgenza, vorrei dire postuma, del cardinale, che riteneva che l'accordo con i socialisti fosse un accordo con gli scomunicati, coloro che avrebbero portato dissesto nel rispetto del credo, della religione. Io allora fui iniziatore di un'iniziativa anche epistolare nei confronti della curia vescovile, proprio per affermare che per i socialisti non c'era una politica anticlericale, né una politica di indifferenza o di ostilità nei confronti della religione, ma anzi l'azione politica e sociale del Partito Socialista si fermava già avanti il sagrato della Chiesa. Ecco, in questo senso superammo una serie di difficoltà, riuscimmo ad avviare una fase nuova che oggi ritrova elementi di grande rilevanza e di riconoscimento positivo. Nella società, nei partiti, nel mondo dell'impresa, gli anni 60 maturano nuovi bisogni. L'industria pubblica guida la svolta. È l'era dell'industrializzazione, con le sue luci e le sue ombre. Industrializzazione senza sviluppo, diranno alcuni. Eppure in quei giorni migliaia di siciliani scendono in piazza per reclamare fabbriche, posti di lavoro. La disoccupazione dilaga, l'agricoltura non riesce a decollare. Il miraggio di un posto in fabbrica fa passare sotto silenzio ogni problema che l'industrializzazione rapida porta inevitabilmente con sé. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente solo più tardi faranno parte soltanto della cultura italiana. Il problema è il lavoro. Le ciminiere servono a risolverlo. Sorgono i poli industriali di Priolo, Augusta, Gela, Milazzo, Termini Imerese, Porto Empedocle. La mappa della Sicilia disegna nuove aree di benessere, ma anche nuovi squilibri. L'industria muta il volto delle città, muta abitudini e costumi tradizionali. Scompaiono boschi, spiagge, corsi d'acqua. Ma alcuni siciliani hanno un buon posto di lavoro e un buon salario. Nel feudo sopravvissuto alla riforma, l'orologio della storia, invece, rimane fermo. Dicembre del 1968. Ad Avola, grosso centro agricolo del Siracusano, da una settimana è in corso uno sciopero di braccianti per il rinnovo dei contratti. 3 braccianti organizzano un blocco stradale e la polizia carica. 2 di essi rimangono uccisi, molti altri feriti.
La tragedia di Avola apre una nuova pagina nell'agricoltura siciliana. I braccianti ottengono migliori condizioni di vita e di lavoro con il nuovo contratto. Per i proprietari terrieri si impone una svolta. O investono nuove risorse nelle aziende agricole per migliorare la produzione e renderla più redditizia, o le campagne dovranno essere abbandonate. Tra incertezze, ritardi, arretramenti, generose battaglie e delusioni, la Sicilia compie decisivi passi avanti. L'isola si rinnova e partecipa all'imponente processo di trasformazione che è in atto in tutto il paese. Cambia il tradizionale rapporto fra città e campagna, muta il tessuto industriale. Nasce la Sicilia di oggi, non più dominata dal latifondo. L'autonomismo regionalista, la ventata milazzista e il centro-sinistra ne hanno fatto un laboratorio politico nazionale. La presenza delle partecipazioni statali e la grande impresa privata ne fanno un laboratorio industriale di grande interesse. Il radicamento della mafia nelle città e il nascente traffico della droga ne fanno un pericoloso polo internazionale della criminalità organizzata. Ombre, ma anche molte luci, molte speranze. Muove i primi passi l'agricoltura moderna che punta sulla trasformazione dei prodotti e matura nelle serre. A Canicattì, nell'Agrigentino, nella Piana di Catania, nel Vittoriese, nel Trapanese. C'è una Sicilia che lavora, si ingegna e produce. Una Sicilia della piccola impresa e dell'artigianato, una Sicilia dell'arte e della letteratura che si impone in Italia e in Europa. Una Sicilia che occupa il grande schermo e racconta piccole verità e grandi luoghi comuni. La corsa al riarmo nucleare fra le grandi potenze impone alla Sicilia nel 1982 il compito di difendere il fianco sud dell'Alleanza Atlantica con un forte deterrente atomico. L'aeroporto di Comiso dovrà ospitare la base missilistica nucleare dei Cruz. L'Assemblea regionale siciliana, il più alto presidio dell'autonomia, assume una posizione di netto rifiuto. Reclama il negoziato fra le grandi potenze e respinge la logica del riarmo. E proclama il 1982 anno siciliano della pace, mentre migliaia di pacifisti manifestano nelle città siciliane. L'installazione dei missili sarà completata nel 1987. Un anno dopo viene raggiunto l'accordo fra le grandi potenze. La base sarà smantellata. Il movimento contadino negli anni 50. La mobilitazione operaia a favore dell'industria 10 anni dopo, le battaglie contro la mafia, il movimento pacifista del 1982 sono le tappe che realizzano l'identità della nuova Sicilia a 44 anni dall'autonomia. Le tappe che ne hanno maturato la coscienza di popolo.
Avete visto Arcipelago Sicilia, fogli d'album di un quarantennio d'autonomia. Un programma curato e diretto da Biagio Scrimizzi. Testi di Salvatore Parlagreco. La seconda parte andrà in onda martedì prossimo alla stessa ora.